Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento dei temi della salute. Quest'oggi parleremo di malattie della retina, dalla diagnosi alla terapia. Per farvi un accenno parleremo di maculopatia, di cataratta, di glaucoma, di distacco della retina. Dunque vi presento subito il mio ospite in studio con me. Ho il piacere di avere il dottor Nicola Zemella, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica all'ospedale di Conegliano. Buongiorno e ben trovato, dottore. Buongiorno, grazie. Allora, prima di entrare proprio nei temi che abbiamo già elencato sommariamente, ci presenta un po' il reparto di oculistica dell'ospedale di Conegliano, com'è strutturato? Certo, con grande soddisfazione. Allora, il reparto è un reparto molto ben strutturato, numeroso, perché siamo in 10 medici. Abbiamo un comparto infermieristico ben rappresentato a livello proprio numerico e qualitativo, e con infermieri dedicati esclusivamente all'oculistica, e anche dei ortotisti, che sono una figura professionale tecnica molto importante nella nostra attività. Certo. Senta, dottore, da quando dirige il reparto di oculistica all'ospedale di Conegliano? Sono proprio fresco, nel senso che è da 4 mesi e 10 giorni. Ho iniziato il 15 novembre e quindi insomma proprio da poco. Prima posso chiederle dove svolgeva la sua attività? Sì, provengo dall'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ho svolto la maggior parte della mia attività, il cui direttore era il mio grande maestro e amico, il dottor Emilio Rapizzi. Ecco, dopo insomma questa giusta anche presentazione di quella che è la sua attività e del reparto che lei dirige, le chiedo appunto nell'ambito dell'oculistica, perché l'occhio sembra piccolo, in realtà è un organo che ha tantissime sottospecialità. Qual è il suo maggior ambito di interesse? È vero, l'occhio è effettivamente un organo di senso molto piccolo, tanto che quando si parla delle varie patologie, le persone che non sono addentro all'ambito di competenza fanno un po' fatica a capire che si possa parlare dell'occhio e poterlo suddividere in tanti micro pezzetti sostanzialmente. In realtà, essendo è un organo piccolo, ma è un organo estremamente sofisticato sia a livello di struttura anatomica che di fisiologia. E quindi è ovvio che noi oculisti, sì, chiaramente abbiamo una competenza globale, conosciamo tutte le patologie dell'occhio, però poi ne approfondiamo alcuni aspetti. Quindi c'è chi si occupa di particolari branche, e nel mio caso specifico, oltre a fare la base sostanzialmente e quasi tutte le altre cose, la mia branca di maggiore interesse è la retina, dalla diagnosi alla terapia medica e chirurgica. Senta, proprio perché l'organo della vista ci sembra così delicato, così insomma da preservare, è effettivamente l'occhio un organo così delicato a cui dobbiamo prestare anche maggior interesse, e poi magari ci darà anche qualche consiglio su come tenere in buona salute i nostri occhi? Sì, è sicuramente delicato, perché è il nostro organo che ci consente di vedere. Sembra banale, ma insomma questa è la realtà. Ed è un organo che proprio perché ha molte strutture anatomiche, e queste strutture anatomiche hanno tutto il diritto purtroppo di ammalarsi, e di conseguenza noi dobbiamo essere bravi a riconoscere queste malattie e trattarle, perché le conseguenze altrimenti sono la cecità, insomma. Certo. Prima di andare a parlare di retina, facciamo un piccolo ripasso di anatomia, proprio su come è strutturato l'occhio, questo organo della vista importantissimo. Allora, dunque, per essere abbastanza semplici, noi potremmo paragonare l'occhio ad una macchina fotografica. Ha presente le macchine fotografiche, quelle di una volta, non quelle digitali di adesso, dove ci sono gli obiettivi e
c'era la pellicola fotografica su cui poi si impressionavano le immagini. Ecco, l'occhio può essere diciamo, paragonato a una macchina fotografica che è fatta di un sistema di lenti, obiettivi, che sono la cornea, il cristallino, l'umor vitreo, e poi queste lenti devono servire a fare in modo che le immagini che provengono dall'esterno, la luce, vengano canalizzate all'interno e focalizzate su questa pellicola fotografica che è la nostra retina. La nostra retina consente di discriminare gli stimoli visivi e tradurli in immagini attraverso la trasmissione degli stimoli dalla retina al cervello attraverso il nervo ottico. Quindi è un qualcosa di estremamente, diciamo, complesso. Lei ha definito la retina un po' la pellicola fotografica di questa macchina fotografica immaginaria, no? Sì, sì, è uno strato, una pellicola estremamente sottile. Faccia conto che parliamo di meno di 200 micron, quindi sono proprio foglietti che noi riusciamo ad apprezzare bene al microscopio, quindi ad ampio ingrandimento, però è un tessuto che è estremamente complesso perché è un tessuto vascolarizzato, fatto da cellule nervose e da fotorecettori, quindi cellule estremamente nobili che consentono di tradurre lo stimolo visivo in immagini. Certo. Ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta, quindi come sempre se avete qualche domanda da porre al dottor Zemello o qualche curiosità potete chiamarci, intervenire, il numero lo state vedendo ed è lo 0422 1628 332. Dottore, dunque la retina è un tessuto davvero di estrema raffinatezza e complessità. È vero che fino a pochi anni fa la terapia delle malattie, delle patologie che riguardano la retina era estremamente limitata, proprio perché poco si conosceva di questo tessuto? Sì, purtroppo per quegli anni sì, fortunatamente adesso invece le cose sono cambiate negli anni, nel senso che si sono evolute una serie di, la ricerca ha determinato una serie di cambiamenti virtuosi che ci stanno consentendo di curare la maggior parte delle patologie retiniche, sia attraverso il miglioramento della diagnosi, quindi con delle strumentazioni diagnostiche, sia attraverso il miglioramento delle tecniche chirurgiche e delle terapie farmacologiche. Quindi questo globale sviluppo tecnologico ci consente di guarire o comunque curare al meglio la maggior parte, purtroppo non tutte, le malattie della retina. Ma insomma qualche freccia all'arco in più ce n'è. Sì. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gaetano. Buongiorno Gaetano, dica pure, prego. Io da qualche tempo ho come se ci avessi, pensavo una diplopia all'inizio, ma come se ci avessi doppio, e in particolare una macchia sull'occhio sinistro. E va e viene questa cosa, soprattutto con la luce, se guardo il computer o il telefonino, mi viene anche da lacrimare un po' l'occhio. Quindi una visione sdoppiata, una macchia e anche una certa sensibilità, insomma, abbiamo capito? Sì, ma va e viene questa cosa, non è che tutto il giorno è così. Soprattutto quando sforzo al buio, diciamo, guardo gli schermi, che mi viene questa cosa che vedo doppio. Doppio, sì, doppio. Sono sfoccato, doppio. Grazie per la sua telefonata Gaetano. Con le informazioni che abbiamo a disposizione, dottore, che indicazione possiamo dare? È estremamente difficile poter fare una diagnosi telefonica di un sintomo del genere, perché la diplopia, cioè la visione doppia, è un argomento abbastanza ostico che può diciamo essere la spia di tante cose che non vanno bene, e quindi bisognerebbe riuscire ad inquadrarlo meglio facendo delle valutazioni prima ortottiche e poi oculistiche per capire se non c'è un danno a livello muscolare dell'occhio o non ci sia qualche cosa di più profondo.
Mentre questa specie di macchia che lui dice che va e viene sembrerebbe essere assolutamente sconnessa dalla diplopia, quindi dalla visione doppia, e potrebbe, dico, uso il condizionale, potrebbe essere legato a un addensamento dell'umor vitreo. L'umor vitreo è quella gelatina che è all'interno dell'occhio e che può addensarsi in alcuni punti e determinare questi sintomi che possono variare, la cui entità può variare, insomma. Ecco. Consigliamo insomma di magari sottoporsi ad una valutazione più approfondita. Sì, soprattutto il discorso della diplopia è un qualcosa che merita un'attenzione, un approfondimento. Molto, molto ecco, abbiamo risposto sì. anche al nostro telespettatore. Tornando a parlare di patologie della retina, dottore, quali sono le più frequenti che possiamo incontrare? Allora, la retina ha moltissime patologie e diciamo che potremmo distinguerne di due famiglie, ecco, di patologie. Quelle che colpiscono la parte centrale, quindi la macula è la parte centrale, e quelle che colpiscono la parte periferica della retina. Diciamo che la patologia più importante che riguarda la periferia della retina è il distacco della retina, mentre le più importanti che riguardano la parte centrale, ossia la macula, sono le maculopatie, e possono essercene di un elenco molto molto lungo, da patologie meccaniche che possono essere il foro maculare, il Packer maculare, a patologie vascolari come la maculopatia diabetica, la trombosi venosa. Quindi molte tipologie. Molte tipologie, La sì. interrompo, poi ci torniamo perché Sì. anche qui è molto interessante da capire. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Margherita. Buongiorno, buongiorno signora, ci dica pure. Buongiorno. Senta, io sono stata dall'oculista e mi hanno trovato che ho delle macchie, cioè praticamente ho la maculopatia, no? Io sto prendendo la macular delle pastiglie già da anni forte e sono andata da un altro specialista e mi ha detto che con laser devo operarmi, altrimenti divento cieca. Volevo sapere se può essere una cosa vera. Dottore, ha bisogno di chiedere qualcosa in più alla signora Margherita per capire, magari dare un'indicazione? Ma volevo chiedere alla signora Margherita se le hanno fatto una diagnosi di maculopatia legata all'età o una maculopatia di diversa natura, proprio per il discorso che facevamo prima. Il termine... Penso legata all'età. Legata all'età. Ma allora, forse questo è un argomento che avremmo certo. ecco, approfondito. Sostanzialmente la maculopatia legata all'età, allora la signora sta prendendo questi integratori e questi integratori hanno un ruolo, non sono una terapia, servono come prevenzione per prevenire un peggioramento, ecco, però non sono la cura. E sono degli integratori che contengono delle sostanze che si è visto essere diciamo, positive e utili per il trofismo della retina. Il laser, ecco, questo sembra un qualcosa di strano e meriterebbe appunto un approfondimento, perché queste patologie, questa maculopatia senile, quindi legata all'età, attualmente non si cura più con il laser, perché i laser che venivano fatti in passato hanno dato dei risultati molto molto insoddisfacenti, e attualmente ci sono altre terapie che possono essere, ma non credo possa essere il caso della signora, ma possono essere iniezioni all'interno dell'occhio, cose di cui magari parleremo successivamente. Però ecco, questo è l'ambito terapeutico di cui anche in questo parlare. caso magari un approfondimento sì. diverso per capire anche... Sì, perché il discorso del laser mi coglie un pochino perplesso, ecco, sì. Quindi insomma anche in questo caso Sì. bene magari effettuare Sì. un'ulteriore valutazione. Andiamo a vedere le slide, perché lei proprio Sì. ci aveva parlato di quelle che sono le diverse tipologie di maculopatia, Sì. no? Iniziamo dalla prima, che cosa possiamo vedere, dottore? Allora, ecco, questa appunto dicevamo, la maculopatia, quella di cui si sente più parlare, è la maculopatia, che significa patologia della macula,
la degenerazione maculare legata all'età. Questa è un'immagine molto suggestiva, che però è molto esplicativa, cioè vedete come un paziente affetto da una maculopatia di quell'entità ha una visione periferica molto ben conservata, quindi vedete come il paziente può vedere l'albero, il cielo, i contorni, le nuvole, però la parte centrale è come se ci fosse un buco, cioè la parte centrale è completamente offuscata, e questo perché la macula, cioè la parte centrale, che è quella più importante per la visione centrale, è malata, ha una patologia, ed è la degenerazione maculare legata all'età. Proseguiamo invece, che cosa vediamo? Ecco, poi su questa entrando immagine? nello specifico, appunto, questa è una forma intermedia, quindi né iniziale ma neanche particolarmente evoluta, della degenerazione maculare legata all'età di tipo secco, che è fortunatamente la più frequente, parliamo intorno all'80%, e fortunatamente perché ha un'evoluzione molto più lenta rispetto a quell'altra di cui parleremo fra poco, e vedete come quella parte centrale dove ci sono tutte quelle aree più giallastre sono tutte aree che non dovrebbero esserci in una macula sana, perché sono delle aree di atrofia, cioè praticamente in quella zona le cellule sono morte e quindi il paziente non riesce a vedere, non riesce a discriminare le immagini che dovrebbero provenire da quelle zone di retina. Diamo spazio a una telefonata e poi proseguiamo certo. con le successive. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Gilberto. Buongiorno Gilberto, ci dica pure. Volevo chiedere un'informazione. Io fin da piccolo, diciamo, per un problema di retinite pigmentosa, come l'avevano chiamata all'epoca, per cui la macula centrale, diciamo, è a posto, tutta la parte periferica, quindi coni e bastoncelli, un po' alla volta sono andati, come dire, a degenerarsi. Ho quasi 70 anni, per cui diciamo che la cosa è andata bene fino ad adesso, sta continuando più o meno a rimanere stabile. Vengo, come diceva il dottore, non curato, ma comunque sostenuto da integratori a base di luteina, eccetera, eccetera. E volevo sapere se c'erano delle novità per quanto riguarda la ricostruzione di quelli che sono coni e bastoncelli, che sono gli attori destinati, diciamo, alla visione periferica in sostanza. Grazie Gilberto, giriamo la domanda al dottore. Sì, c'è qualche novità di cura, nuove frontiere magari? Non particolari, soprattutto non in questa fase. Il signor Gilberto ha avuto la sfortuna di avere questa patologia congenita, fortunatamente rara, però nella sfortuna ha avuto la, tra virgolette, fortuna di non avere una forma estremamente avanzata, da quello che capisco dalla sua descrizione. In questa fase grosse novità non ce ne sono. Si sta cercando di studiare delle soluzioni per i pazienti praticamente quasi ciechi, resi ciechi dalla retinite pigmentosa, e sono cose estremamente complesse di cui siamo ancora un pochino, ci stiamo ancora lavorando, la scienza sta ancora lavorando, però appunto è riservata a fasi estremamente più evolute. Più complesse della sì. malattia. Proseguiamo nella descrizione, dottore, delle varie tipologie. Sì. In questa immagine invece che cosa vediamo? Allora, in questa immagine vediamo invece la forma umida, cioè della maculopatia, che rappresenta circa il 20% della degenerazione maculare legata all'età. Ricordiamo che in Italia oltre i 65 anni tra gli 800.000 e il milione di persone sono affetti da maculopatia a vari stadi, chiaramente. Questo è uno stadio abbastanza avanzato di una maculopatia legata all'età di forma umida. Vediamo che è la forma più aggressiva, perché ha un esordio più acuto e diciamo, un'evoluzione rapida,
e per cui la macula viene sovvertita e distrutta dalla crescita di capillari anomali neovasi che proprio sanguinano e sudano, cioè fanno uscire del liquido, e che sono sostanze che vanno poi a distruggere i fotorecettori e poi portare ad una visione assente proprio nella parte centrale. E per questa forma di maculopatia esiste una terapia, che sono le iniezioni intravitreali di farmaci che sono comparsi, emersi intorno ai primi anni 2000, e adesso diciamo abbiamo già una ventina d'anni di esperienza a riguardo, e con dei miglioramenti costanti che si stanno affacciando regolarmente, siamo in grado di contenere, controllare, non guarire purtroppo questo tipo di maculopatia. Prima di dare spazio alla prossima telefonata, anche in questo caso vediamo una tipologia, dottore, ecco, questa è un'altra cosa che meriterebbe discussione molto lunga, ma insomma non abbiamo il tempo, però questa è una retinopatia diabetica, e in particolar modo una maculopatia diabetica, cioè la retina, la macula, cioè la parte centrale della retina di un paziente affetto da una retinopatia diabetica ha tutte queste alterazioni su base vascolare, perché il diabete è una patologia sistemica, quindi riguarda tutti gli organi, e va a colpire anche l'occhio a livello vascolare, e i vasi sono incontinenti e quindi fuoriesce del liquido e delle sostanze che invece dovrebbero rimanere all'interno dei vasi, e creando dei danni. E anche qui per questi tipi di maculopatia abbiamo delle armi terapeutiche, che sono sempre delle iniezioni intravitreali e in alcuni casi anche il trattamento laser. Certo, poi ovviamente ne parliamo e lo approfondiamo. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Da Verona. Buongiorno. Ilario da Verona. Prego, buongiorno. ci dica pure. Mia moglie purtroppo ha la maculopatia corioretinica secca, e purtroppo l'occhio sinistro vede soltanto attorno lo 0,5 e sta peggiorando anche con l'occhio destro. Volevo chiedere, gli integratori sono utili o no, gli integratori per mantenere l'occhio ancora che vede? Certo, grazie per la sua telefonata. Il ruolo di questi integratori che abbiamo nominato spesso. Questi integratori in questa fase di cui parlava il Signore, della moglie del Signore, hanno un ruolo. Non sappiamo quanto possono incidere favorevolmente, sappiamo che hanno un ruolo nel rallentare la progressione. Nel suo caso sicuramente non vanno a migliorare la condizione dell'occhio in cui la maculopatia è particolarmente evoluta, ma possono aiutare a rallentare la progressione dell'occhio controlaterale. E a questo proposito però una piccola diciamo parentesi la apro, nel senso che si stanno affacciando dei farmaci che sempre iniettati all'interno dell'occhio con delle iniezioni intravitreali, che sembrerebbe, anzi hanno dimostrato avere un miglioramento sull'evoluzione della maculopatia di tipo secco atrofico, dove fino a ieri e fino al prossimo futuro non c'era nulla da fare. Quindi è probabile che già l'anno prossimo possano iniziare ad affacciarsi anche in Europa questi nuovi farmaci. È proprio come stiamo vedendo, dottore, sì, avviene l'iniezione. Esattamente, qui vedete rappresentata in modo schematico una iniezione intravitreale, cioè è una iniezione tecnicamente molto banale, nel senso che non è un intervento chirurgico, dura pochi secondi, il paziente non sente dolore perché si iniettano delle gocce anestetiche, però attraverso una sede anatomica particolare che si chiama pars plana si fa una punturina con un ago. Vedendola così può anche fare un po' di impressione, ma vi assicuro che non è niente di preoccupante, e viene iniettato una sostanza terapeutica, un farmaco che va ad agire, dove vedete la freccina, nella macula che è malata.
Quindi dunque questa che stiamo vedendo è la macula e questo è il farmaco che viene iniettato attraverso la pars plana, viene iniettato nel vitro. Il vitro è tutto il gel che c'è in quella cavità in cui è formato l'occhio, la parte posteriore dell'occhio, e viene iniettato questo farmaco che ha un bersaglio, un target proprio nel tessuto retinico. Senta dottore, è una patologia legata all'età, alla maculopatia? Quali sono gli altri fattori di rischio, le cause? Allora, sì, esiste una piccola quota di maculopatie anche congenite o di età diciamo giovanile, però la degenerazione maculare legata all'età è proprio come lo dice il termine stesso, una problematica degenerativa, il cui fattore di rischio principale, se non quasi unico, è l'invecchiamento. Però perché non tutti, fortunatamente, gli anziani sviluppano maculopatia? Perché ci sono altri fattori, cioè c'è una componente genetica e ci sono dei fattori ambientali come i raggi ultravioletti, la mancanza di sostanze tipo luteina, zeaxantina, che hanno un effetto benefico per la salute di certe cellule retiniche, l'ipertensione arteriosa, ecco, questi sono dei fattori di rischio esterni, ambientali, che incidono in misura minore, però sono da concausa alla Potrebbe essere anche il fumo di sigaretta, che anche sappiamo essere un fattore di rischio per tantissime ecco, sì, patologie non mi veniva al cardiovascolari. momento, infatti, era anche il fumo di sigaretta, sì. Quindi influisce è stato anche dimostrato, sulla salute degli sì, occhi. sulla salute degli occhi. È stato dimostrato che ha un ruolo, chiaramente non è il fattore di rischio principale, ma ha un ruolo. È difficile la diagnosi di maculopatia, come viene fatta? No, non è particolarmente difficile, nel senso che intanto ci si basa sui sintomi del paziente, soprattutto la forma umida, come dicevo, dà dei sintomi acuti, quindi il paziente si accorge o di una riduzione improvvisa della vista o di una distorsione delle immagini, si chiamano metamorfopsie, o di una scotoma, cioè una macchia acuta centrale che compare appunto in breve tempo. Quindi la diagnosi, i sintomi sono importanti. Però ci sono anche invece c'è la possibilità di vedere dei segni precoci che non sono ancora sintomatici, che si riescono a capire facendo una visita in cui si riescono a cogliere degli aspetti degenerativi che non stanno ancora dando dei sintomi, però ci dicono: attenzione, questo paziente sta sviluppando una maculopatia. Quindi la visita è il gold standard, diciamo, la cosa più importante. Accanto alla visita abbiamo anche strumenti diagnostici molto sofisticati come l'OCT, l'angio-OCT, la fluorangiografia, che ci aiutano per approfondire quello che noi vediamo clinicamente. Certo, e poi impostare chiaramente quella che può essere la terapia. Una terapia o un monitoraggio, ecco, perché se abbiamo un paziente che ha dei segni non ancora in fase di terapeutici, però dobbiamo seguirlo con un timing abbastanza ravvicinato per poter poi cogliere quella che è l'evoluzione. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno signora. Sì, buongiorno. Ascolti, prego. Io volevo fare una... Sono io in linea o c'è un'altra signora? Sì, è in linea. Faccia pure la domanda al dottore, prego signora. Ecco, buongiorno dottore. Io ho 74 anni e soffro di maculopatia secca, come l'hanno trovata quest'anno. Solo che io ho l'occhio sinistro che mi fa un prurito incredibile e lacrima. Come mai? Grazie signora per la sua domanda. Allora, ricapitolando, maculopatia secca, ha un occhio che lacrima e... Ecco, diciamo che è un sintomo che non c'entra assolutamente nulla con la maculopatia, nel senso che lei può avere, da quello che ho capito, un'iniziale maculopatia secca, ma la maculopatia secca, soprattutto nelle fasi iniziali, non dà nessun tipo di sintomo
e soprattutto anche invece in fasi più avanzate i sintomi del prurito, della lacrimazione non sono mai la spia di un qualcosa di retinico, quindi della maculopatia, è più un disturbo di superficie, può essere una congiuntivite allergica, può essere una scarsa lacrimazione, protezione del film lacrimale, però ecco, sono dei sintomi che sono frequenti non che sono legati alla maculopatia. Totalmente sconnessi alla maculopatia. Sì. Da approfondire? Ma insomma è un sintomo molto frequente, ma niente di trascendentale, che poi insomma può essere curato magari con dei colliri anche abbastanza semplici. Insomma. Certo. Senta dottore, il trattamento, la cura della maculopatia si può fare sempre con l'iniezione intravitreale che abbiamo descritto o ci sono insomma delle terapie diverse? No, sostanzialmente nella forma umida, come dicevamo, e nel futuro prossimo anche nella forma secca, con queste iniezioni di farmaci rappresentano il 99,9% dei nostri trattamenti per questa maculopatia. E per queste maculopatie non sempre purtroppo c'è l'indicazione a farli, perché magari ci sono dei casi estremamente evoluti che non possono più beneficiare di queste iniezioni, perché come dicevo prima sono farmaci che vanno a contenere l'evoluzione, migliorare un pochino, però non vanno a restituire un'anatomia normale dell'occhio. E ci sono rarissimi casi in cui ci può essere anche un'opzione chirurgica, ma è una cosa estremamente diciamo complessa e secondo me esula adesso da questa discussione. Altra telefonata in studio, oggi molte domande richieste. Numerose. Prego, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sono Lucia. Buongiorno Lucia, dica pure, prego. Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa. Da anni soffro che a un certo punto, quando sto leggendo, non vedo più bene dalla parte alla parte anteposteriore, sia il lato destro o il lato sinistro, dipende dall'occhio. Allora, ho fatto vari controlli e mi sono operato, ho 72 anni, mi hanno operato tutte e due le cataratte per questo motivo, però il problema persiste. L'ultimo controllo che ho fatto dall'oculista mi diceva che con gli anni si forma una patina gelatinosa e che probabilmente si è accumulata tutta sulla parte, soprattutto l'occhio destro, e mi ha prescritto degli integratori. Volevo capire, devo fidarmi, devo continuare a prendere questi integratori, come diagnosi può essere giusta, perché la mia mamma ha sofferto di retina bucata, io gliela dico così perché era diabetica comunque. Certo. Adesso il dottore le dà un'indicazione. Grazie intanto Lucia per la sua telefonata. Dottore. Anche qui è estremamente difficile riuscire a fare una diagnosi così telefonica, perché bisognerebbe vedere il paziente, ma se ho ben capito credo che queste patine di cui si riferisce la signora possono essere delle velature, delle opacità del vitreo che magari lei adesso nota ancora maggiormente dopo l'intervento di cataratta, perché vede più nitido e quindi apprezza maggiormente queste cose. E purtroppo qualora fosse questo il problema, agli integratori credo abbastanza poco per questa cosa, perché non ci sono mai stati degli studi che hanno dimostrato un'efficacia per questi disturbi funzionali. E se è, come immagino, una problematica vitreale, credo che sia un disturbo sicuramente non grave e con il quale bisogna imparare un po' a convivere, insomma. Ecco. Certo, anche in questo caso, insomma, però, il tema è questo. Esatto, sì, però bisognerebbe capirlo meglio, insomma. Senta, dottore, altro tema molto importante è quello del distacco della retina. Perché così, insomma, un evento particolarmente pericoloso, se vogliamo, ecco, per l'occhio? Il distacco della retina è una delle patologie, forse tra le primissime cause di cecità improvvisa, nel senso che è chiaramente, come dicevamo prima,
se noi abbiamo la pellicola fotografica che la nostra retina integra, le immagini possono arrivare al cervello, ma se questa pellicola si stacca, in questo caso è proprio una cosa meccanica, vediamo proprio ecco, questa è l'immagine, appunto, vedete come la retina è staccata, è ripiegata su se stessa, di conseguenza non funziona. Quindi ed è un qualcosa di acuto che, se non viene operata, e la terapia in questi casi è solo un intervento chirurgico, anche abbastanza impegnativo e complesso, e per fortuna negli ultimi anni le tecniche si sono evolute, se non viene operata e anche con una certa tempistica, quindi parliamo di giorni massimo, il paziente perde completamente la vista. Se invece viene operata e con un successo anatomico che non è garantibile al 100% purtroppo, perché sono casi complessi e ci sono molte variabili, il paziente può tornare a vedere, magari non esattamente come prima, ma può tornare ad avere una vista utile, insomma. Quindi anche in questo caso la tempestività nel trattamento è fondamentale. Questo assolutamente, però è anche più facile arrivare alla diagnosi, perché il paziente che ha un distacco di retina se ne accorge praticamente subito, quindi viene addirittura in pronto soccorso e si fa diagnosi relativamente presto. Quindi ecco, è importante la tempestività della diagnosi e soprattutto la tempestività chirurgica del trattamento. Sì. Altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, è in diretta, ci dica pure. Buongiorno, io sono un diabetico insulinico dipendente e ho problemi giustamente alla retinopatia diabetica e ho fatto parecchi laser per pulire, diciamo, la retina da sudati o osodati, come si chiamano, e adesso attualmente ho l'occhio destro che purtroppo è aggravato. È stato fatto la cataratta più il cristallino, però diciamo che la parte interna dell'occhio io riesco a vedere ancora gli osodati, cioè quei punti di emorragia piccolini che mi coprono quasi tutta la fascia dell'occhio centrale. E adesso che è stata fatta l'operazione ho difficoltà, giustamente è passata una settimana, però vedo ancora, faccio fatica a vedere sulla parte superiore destra. Ecco, volevo sapere, è una cosa simultanea, diciamo, oppure si può con il laser fare la pulizia posteriore, diciamo, della retina, dove ci sono questi insudati oppure osodati, come si chiamano adesso, io non sono un tecnico. Certo, intanto grazie per la sua telefonata. Una settimana fa il signore che ci ha chiamato ha fatto il laser, vuole sapere appunto se è normale avere questi disturbi, no? Diceva che ha fatto anche la cataratta. Che ha fatto anche la cataratta, sì. Sì, allora la cataratta è un qualcosa che non ha una correlazione con la retinopatia diabetica, e i sintomi del signore e la descrizione che ha fatto sono legati ad proprio come abbiamo visto nell'immagine precedente, una maculopatia diabetica, e la maculopatia diabetica può diciamo, beneficiare sì del laser, ma se diciamo, ha una determinata entità, più che del laser potrebbe beneficiare anche questa delle iniezioni intravitreali. Quindi la cataratta può essere stata utile per andare a togliere il velo che diciamo, ostruiva la trasparenza del cristallino, ma i sintomi del signore sono legati alla retinopatia diabetica e in particolare alla parte centrale, quindi alla maculopatia diabetica. Ecco, questa è l'immagine corretta, e quindi per cercare di ridurre questi esudati di cui parlava il signore, le emorragie magari anche del liquido, dobbiamo cercare di fare queste iniezioni all'interno dell'occhio, come abbiamo mostrato poco fa. Sì. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochissimi minuti, e poi torniamo insieme in diretta tra poco.
Ben ritrovati nuovamente in studio, in diretta. Torniamo a parlare di malattie della retina e quindi di diagnosi e di terapia. Abbiamo parlato ampiamente di maculopatia, però dottore, un'altra patologia di cui si sente molto parlare, e lo abbiamo sentito anche attraverso le telefonate dei nostri telespettatori che ci hanno rivolto delle domande e delle curiosità molto importanti, è quella della cataratta. Quante tipologie di cataratta esistono, dottore? Ma ne esiste, la cataratta è la patologia più frequente che noi dobbiamo gestire, noi oculisti dobbiamo gestire. E ci sono molte tipologie di cataratte, perché esistono le cataratte congenite, le cataratte secondarie, ad esempio le cataratte secondarie all'utilizzo di farmaci tipo il cortisone, e cataratte da aumentata esposizione ai raggi ultravioletta, e cataratte traumatiche, ad esempio i pazienti che hanno dei traumi possono andare incontro a una cataratta. Però diciamo la fetta più importante che la fa da padrone come tipologia è la cataratta senile, cioè la cataratta legata all'invecchiamento dei tessuti e di conseguenza la cataratta legata all'età, insomma. Ecco. Molte persone ne soffrono, dottore? Parliamo addirittura del 70% di persone tra i 70 e i 75 anni, quindi che sono affetti da cataratta. Poi un conto è avere una cataratta e un conto è avere una cataratta che ha necessità dell'intervento, ecco, perché non tutte le cataratte devono essere operate subito appena si presentano, devono esserci dei sintomi rilevanti attribuibili alla cataratta. Quali sono i sintomi, dottore? Il sintomo è abbastanza semplice, sostanzialmente è un calo visivo, un offuscamento della vista, è come se ci fosse della nebbia. Ecco, se noi guardassimo attraverso giornate di nebbia sempre più forte, più densa, fino ad arrivare a un calo visivo prima di una certa entità, fino, se non si opera, poi arrivare anche alla cecità, perché quando il tessuto, il cristallino è completamente, totalmente opaco, il paziente non vede nulla. Tanto che ad esempio in Africa, nell'Africa subsahariana, è forse la prima o la seconda causa di cecità, proprio perché non si accede alle cure, alla terapia. Ecco, allora come si prospetta la cura? Qual è la terapia che si utilizza? Ma la terapia è semplice, nel senso che sostanzialmente la terapia è chirurgica, è un intervento chirurgico che non è assolutamente banale. Ci tengo a dire questa cosa perché è stata banalizzata troppo questo intervento. È un intervento di routine, però è un intervento che per essere fatto necessita di un training da parte del chirurgo molto lungo, ed è un intervento che è diventato di routine perché i numeri sono altissimi. Pensate che la cataratta è l'intervento al mondo più eseguito, cioè tra tutti gli interventi del nostro corpo la cataratta è l'intervento che viene eseguito di più al mondo, quindi è un intervento di una diffusione estrema, di conseguenza per questo è diventato un intervento di routine, però questo non significa routine uguale semplice, si va e si fa la cataratta e perfetto, tutto perfetto subito. Ha le sue problematiche. È un intervento chirurgico, fortunatamente le tecniche si sono evolute sempre di più e continuano ad evolversi, e quindi noi riusciamo a garantire una performance chirurgica molto buona in breve tempo, perché l'intervento è un intervento che dura intorno ai 10-15 minuti, adesso non bisogna stare lì con l'orologio a vedere, ma sostanzialmente è un intervento abbastanza veloce, però è un intervento che ha passaggi molto delicati che vanno eseguiti nei modi giusti e portano ad un risultato molto buono già da subito, perché il paziente che fa un intervento di cataratta che prima vedeva poco o relativamente poco, e può, se le altre strutture dell'occhio sono
in buone condizioni e arrivare a vedere molto bene già dal giorno dopo 2 giorni, dopo 3 giorni. Insomma. Infatti le stavo per chiedere se la visione torna normale, diciamo così, subito dopo l'intervento. Ecco, questo è importante. Sì, se il paziente non ha delle patologie concomitanti, perché come abbiamo sentito ad esempio dal signore precedentemente, se un paziente ha un'altra patologia, che può essere la maculopatia, il glaucoma, la retinopatia diabetica, sì, noi togliamo la cataratta, andiamo a togliere la quota di riduzione visiva legata al cristallino che si è opacizzato, però poi restano gli altri problemi. Mentre se un paziente non ha altre problematiche associate ma ha come unica cosa la cataratta, cioè un'opacità del cristallino, togliendo il cristallino opacizzato, impiantando un cristallino artificiale trasparente, il paziente può recuperare benissimo anche proprio nei primissimi giorni post-operatori. Senta dottore, anche in questo caso la tecnologia, le moderne tecniche, le moderne strumentazioni all'avanguardia vengono in aiuto di voi specialisti? Assolutamente, assolutamente. Negli ultimi anni la chirurgia della cataratta ha subito delle innovazioni tecnologiche estremamente profonde e riusciamo ad essere assistiti dalla tecnologia molto. Purtroppo le macchine arrivano fino a un certo punto perché poi è il chirurgo che le deve utilizzare, però ecco, c'è stata un'evoluzione sia della tecnica chirurgica sia dei cristallini da impiantare che stanno evolvendosi sempre al meglio. Insomma, poi questa tecnologia poi si traduce in un recupero visivo molto più veloce rispetto al passato, una maggior sicurezza dell'intervento e anche una riduzione dell'invasività, cioè si fanno tagli più piccoli, si riesce a essere più conservativi. Con molti vantaggi naturalmente per il paziente. Assolutamente, sì. Può tornare poi la cataratta? Allora, la cataratta primaria no, può tornare nel senso che può esserci quella che viene definita cataratta secondaria, ma non è una vera e propria cataratta, è una banalissima opacizzazione della capsula dove è inserito il cristallino artificiale e quindi il paziente può avere un ritorno di una riduzione visiva quasi come quando aveva la cataratta, ma in quel caso la terapia è un trattamento, una pulizia con il laser banalissimo che dura un paio di minuti. Ecco, quello sì è banale, nel senso che è una cosa ambulatoriale che non si fa neanche in sala operatoria e si pulisce, ecco, questa opacità che viene definita cataratta secondaria, ma non è di fatto una cataratta, insomma. Senta dottore, abbiamo parlato di maculopatia e di cataratta perché naturalmente sono tra le patologie più diffuse, però lei l'ha nominato poco fa anche il glaucoma, che è chiamato il ladro silenzioso della vista. Perché? Ecco sì, il glaucoma è un altro capitolo enorme della nostra branca, dell'oculistica. Il ladro silenzioso perché è una patologia che non dà sintomi visivi quasi sempre. Adesso è inutile fare tutte le varie eccezioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi il paziente può avere un glaucoma e non se ne accorge se non viene controllato, perché questa malattia è causata quasi sempre da un rialzo della pressione dell'occhio e se la pressione dell'occhio non raggiunge livelli estremamente elevati non dà sintomi e quindi il paziente pensa di vedere bene, in realtà ha un campo visivo che piano piano si sta riducendo e se non viene diagnosticato il glaucoma e quindi curato con delle terapie mediche o chirurgiche in alcuni casi, e il paziente poi può perdere la vista completamente e diventare cieco. Sì. E quindi molto insidioso proprio perché non dà sintomi, proprio perché non dà sintomi, se non in determinati casi che sono il glaucoma acuto, il glaucoma secondario di interventi chirurgici, insomma una serie di cose di eccezione, ma il glaucoma primario non dà sintomi e quindi lo si scopre nella stragrande maggioranza dei casi facendo una visita, misurando la pressione dell'occhio e vedendo che questa pressione dell'occhio è più elevata del normale.
Ultimo minuto a nostra disposizione per chiudere con un messaggio anche per le persone che ci hanno seguito da casa: come tenere in buona salute i nostri occhi, ogni quanto magari fare un controllo, una visita. Ma io direi dipende anche dall'età, dai fattori di rischio, però insomma, ecco, intanto delle piccole raccomandazioni. Ad esempio sappiamo che i raggi ultravioletti, la luce fa male, quindi diciamo, dotatevi di occhiali da sole che proteggono dai raggi ultravioletti, una dieta, un'alimentazione ricca di fibre, di frutta, verdura pigmentata, e poi una visita, dipende dall'età del paziente, però almeno una volta ogni 2 anni, se un paziente non ha patologie di rilievo, converrebbe farla, insomma, proprio perché si possono diagnosticare delle problematiche che non danno sintomi e di cui il paziente non si accorge se non a stadi avanzati. E quindi farlo precocemente. Farlo precocemente, perché che si può sicuramente intercettare. un aspetto fondamentale. Sì, fondamentale, sì. Grazie al dottor Nicola Zemella, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica all'ospedale di Conegliano. Grazie dottore, e grazie anche per aver risposto alle tante curiosità che sono arrivate dai nostri telespettatori da casa. Grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.